Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Questa volta prepareremo insieme il gâteau o gâteau, come lo chiamiamo qui al sud, di patate. Questo sformato molto goloso ma anche abbastanza economico. Mi piace definire questa ricetta anche come una ricetta di recupero, svuotafrigo dei vari avanzi di salumi e formaggi che possiamo avere in casa, oppure anche non averne come sotto forma di avanzi, ma semplicemente decidendo di utilizzare un tipo di salume, un tipo di formaggio per fare questo squisitissimo e golosissimo piatto unico. Io ho già pubblicato nel mio blog la ricetta del gâteau di patate, ho anche raccontato un po' della storia del gâteau e lì troverete ovviamente tutti gli ingredienti. In questa ricetta che pubblico adesso, che sto facendo appositamente per voi tramite questo video, impiegherò la provola dolce al posto della mozzarella, ma chiaramente questo dipende anche dalla disponibilità della propria dispensa, del proprio frigo o da una scelta dettata dal momento. E iniziamo appunto con il setacciare le patate che io ho già sbollentato e pelato. Iniziamo appunto a setacciare le patate e a ricavarne una purea omogenea, abbastanza cremosa e fluida, utilizzando in questo caso un dischetto con delle maglie piuttosto piccole e strette. Eccoci qua, abbiamo schiacciato tutte le patate e adesso dobbiamo condire il composto con gli ingredienti che vedete qui, quindi parmigiano grattugiato, le uova 2 o 3, vedremo a seconda della consistenza, e naturalmente il pangrattato. Se volete potete aggiungere anche il sale, io per mia scelta non lo farò, dato che con l'aggiunta poi del prosciutto cotto e del formaggio e poi anche dei fiocchetti di burro che ci serviranno per fare adeguatamente la crosticina e la doratura del gâteau di patate, preferisco ometterlo. Parmigiano grattugiato, un po' di pangrattato, regoleremo la consistenza. Iniziamo a mettere per certo 2 uova, e valuteremo insieme se mettere anche il terzo uovo. Qui c'era un po' di formaggio, ok. Adesso iniziamo ad impastare e verifichiamo se sarà sufficiente un uovo oppure se sarà sufficiente aggiungere o meno l'uovo. Allora, vista la consistenza, io aggiungerei solamente un altro po' di pangrattato, giusto per andare sul sicuro, e lascerei la dose con le 2 uova messe prima. Ok, vado a sciacquarmi le mani e iniziamo a farcire e a chiudere il nostro gâteau. Mentre ho già azionato il forno a 180 gradi a preriscaldare, mi preparo la base della pirofila per poter ospitare il primo strato di patate. Ungo leggermente con un pezzo di burro il fondo di una appunto pirofila da forno. Cerco anche di farlo lungo i lati. Con le stesse mani unte ripasso tutto da tutte le parti e poi aggiungo appunto un po' di pangrattato e faccio in modo da farlo aderire per evitare che poi si attacchi di fatto l'impasto con le patate. Non importa se rimane sul fondo, non è necessario eliminarlo come quando facciamo i dolci con le farine. Anzi, questo vi farà ottenere una bella crosticina sia sotto che poi sopra. Rispolvereremo di nuovo. Facciamo ad occhio una divisione a metà
del composto con le patate. Praticamente adesso noi con le mani non dovremo fare altro che modellarlo e sarà molto facile. Facciamo l'interno con prosciutto cotto e provola dolce. Iniziamo appunto con le fette di provola. Più ne mettiamo, più filerà. Quindi, diciamo, non mi sento di dare un dosaggio specifico. Fate un po' a gusto. Copriamo praticamente tutta la base. Una volta che lo si fa bene. E poi le fette di prosciutto cotto. Vanno bene anche intere, tanto poi andremo a tagliare le porzioni quando sarà pronto il gâteau. E anche qui noi ci aiutiamo, man mano, avendo pazienza, riusciamo a chiuderlo. Ok, adesso vado nuovamente a lavare bene le mani perché lo finirò con un altro po' di pangrattato e fiocchetti di burro. Quindi prendendo un altro po' di pangrattato, cospargendo in maniera totale la superficie. In questo modo, facendo questo disegnino con i rebbi della forchetta che un po' ci aiuta a chiudere i lati, ma più che diciamo una chiusura è un discorso estetico di completamento dell'estetica del nostro gâteau di patate. Io l'ho sempre fatto così perché così mi è stato insegnato. Si possono fare anche cioè continuare con la forchetta in questo modo a fare questi disegnini, se lo preferite, se vi piace aggiungere un tocco in più personale al vostro gâteau di patate. Ecco qui il burro che ci è avanzato prima, noi praticamente lo andremo a mettere a piccoli pezzettini su questa parte. Cottura 180 gradi per una trentina di minuti. Ecco come si presenta il nostro gâteau dopo 30 minuti dalla cottura. Io l'ho fatto riposare un po' dopo averlo sfornato. Vi invito a mettere il like a questo video e a seguire tutte le mie pagine social, quindi ammettendo anche in questo caso il vostro like, per poter sempre ricevere tutte le news e tutti gli aggiornamenti riguardanti le ricette. Naturalmente potete gustarlo anche a temperatura ambiente e anche il giorno dopo, ed è anche un piatto che si presta benissimo per essere portato fuori casa per pranzi all'aperto. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ricetta. Ciao!